E ben ritrovati anche con A Voi la linea, un saluto alla regia di Tiziano Campigotto, al banco audio Alice Poll. Il coordinamento Salute FVG fa sentire la propria voce contro la proposta del vicepresidente della Giunta regionale Riccardo Riccardi di potenziare la sanità privata. Duro il portavoce Michele Negro, prima si risollevi il servizio pubblico che negli ultimi tempi è stato bistrattato, dopodiché afferma si facciano pure scelte aggiuntive. Sanità pubblica ancora sotto i riflettori, o meglio verrebbe da dire il derby tra la sanità pubblica e quella privata. Michele Negro, la situazione qual è, ma soprattutto come avete diciamo così, reagito di fronte alle dichiarazioni di Riccardo Riccardi che spinge per una sanità insomma, un po' più privata, no? All'interno proprio del contesto regionale? Beh, siamo innanzitutto quasi in dirittura di finale della legislatura vigente, e l'assessore inventa questa nuova trovata dell'affidamento alla sanità privata dei servizi della sanità pubblica. In realtà ci aveva già provato, perché è da marzo che c'è un delibero di giunta che affida alla sanità privata tutto il carico pesante della lista d'attesa, ma non pare che grossi effetti siano prodotti. In realtà il tema della sanità pubblica è un tema molto complesso, c'è una sofferenza che deriva da anni. Se pensiamo che in Italia dal 2014 si è scelto ogni anno di tagliare percentualmente la sanità pubblica, perché si diceva che c'erano troppi soldi messi nella sanità pubblica. Poi abbiamo visto che i problemi, in particolare della pandemia, hanno fatto capire che c'è bisogno di più sanità a livello preventivo, a livello territoriale soprattutto. Questo non si è fatto, la pandemia ha accentuato i problemi, e quindi oggi ci troviamo di fronte a una situazione che è complessa, che non si può risolvere con una bacchetta magica sicuramente. Ci vogliono più soluzioni, però bisogna spingere sulla sanità pubblica, non ridurre la portata, togliere i soldi dalla sanità pubblica per darli al privato. Sicuramente occorre una scelta complessiva che tenga conto di tutte le possibili variabili che ci sono, però bisogna dire chiaramente come si fa oggi a riapportare nel servizio pubblico i 1.400-1.500 infermieri che mancano, le centinaia di medici che mancano. Questo bisogna fare, non ci vuole una scelta soltanto, non basterà un mese, 2, 3, 4, 5, forse neanche un anno o due, però bisogna cominciare a fare. In questo senso noi chiediamo alla politica regionale di fare uno sforzo per pensare come procedere perché nel 2022 e nel 2023 si possa riassumere il numero maggiore possibile di infermieri, di medici e di altro personale sanitario nella sanità pubblica. Nulla vieta andare a supporto di altre strutture per poter dare una risposta immediata, però bisogna pensare alla sanità pubblica, cioè come rendere in modo che gli ospedali, i servizi territoriali diano risposte immediate ai cittadini. E voi come comitato un ottimo risultato l'avete già ottenuto, più di 15.000 firme? Sì, queste firme le abbiamo consegnate a fine di aprile, aspettiamo la convocazione in Consiglio regionale per discutere con la Commissione competente degli argomenti e delle proposte che abbiamo fatto molto concrete su questo tema, il tema anche della partecipazione dei cittadini, degli amministratori pubblici, e ci apprestiamo tra 2 settimane a fare una grande assemblea pubblica regionale al centro Balducci di Giuliano a Udine, quindi un luogo centrale e importante della nostra regione, in cui invitiamo associazioni, comitati, cittadini, amministratori pubblici, anche le forze politiche, tutte le forze politiche del Consiglio regionale, a discutere con noi dei temi concreti della sanità e a dare delle prime risposte. Noi vogliamo insomma essere un momento di confronto e di stimolo, non per discutere di grandi temi generali, ma per discutere delle cose concrete che provano ogni giorno i cittadini e su queste avere risposta. Venerdì 24 al pomeriggio alle ore 16 al centro Balducci di Giuliano. Al di là del vicepresidente Riccardo Riccardi, il giudizio queste prime settimane del nuovo direttore generale Tonutti quali sono? Ma da quello che sentiamo anche dalle organizzazioni sindacali e dagli operatori, sicuramente c'è un clima diverso, mettiamo così. Però i nodi centrali, cioè quelli in particolare del personale, vanno affrontati. I nomi dell'organizzazione territoriale va affrontata, non si può pensare di sopprimere o di togliere potere ai distretti per esempio. Questi vanno potenziati tutti i servizi territoriali esistenti e pensare come
dicevo prima per il livello regionale, anche per il livello locale, a potenziare il personale, sia medici che infermieri e il resto del personale sanitario di questa sanità pubblica. Il futuro del porto di San Giorgio di Nogaro è stato al centro di un incontro alla Regione di Udine tra l'assessore Sergio Bini e le categorie economiche. Incontro che è stato seguito per noi da Isabella Gregorato, con cui ci colleghiamo. Ingegner Benedetti, il gruppo Danieli punta su Porto Nogaro. Punta su Porto Nogaro perché avrebbe già a disposizione, cioè, la possibilità di realizzare un impianto nuovo che comporterebbe ricadute estremamente positive sul territorio. Sì, ok, quindi facciamo un piccolo chiarimento. Danieli è una sorta di intermediario che dovrà costruire un impianto chiave in mano per la Metinvest Ucraina. Ok, quindi non siamo noi. È vero che Metinvest ci chiede una piccola partecipazione per assicurarsi un'interfaccia proattiva con il territorio. La guerra ucraina ha fatto cambiare i piani di Metinvest. Sembrerebbe, perché è tutto in ebollizione, che abbiano mantenuto il progetto in Italia. Concorriamo sempre con Ravenna e oggi in più con Piombino e Trieste. Ha mantenuto ampliando il progetto. Prima si trattava solo dell'amminatoio che più o meno valeva 800 milioni, chiave in mano, oggi si parla di amminatoio con acciaieria moderna, quindi con forno elettrico, quindi si parla di 1 miliardo e 100, 1 miliardo e 2, con 700-800 persone impiegate interne e almeno 1000 esterne. E la terza fase, visto che siamo Hydrogen Valley, si potrebbe portare una riduzione diretta, quindi non partire da rottame, ma partire da palline, a idrogeno, che significa emissioni zero. Quindi saremmo un esempio, direi mondiale, di green steel, acciaio verde fatto con emissioni vicino allo zero. In Europa si sta muovendo la Festalpine Austria, che hanno degli alti forni, vogliono fare la stessa cosa, forno elettrico e iniezione diretta, e la svedese SSAB e l'ArcelorMittal in Spagna e in Germania. Ed è quello che pensano, prima o dopo si farà, di fare a Taranto. L'impianto quindi produrrebbe 3 milioni di coils, un fatturato di circa medio di 3 miliardi, occupazione con la riduzione diretta di 1500 persone e almeno 2000 esterne in servizi di manutenzione meccanica, logistica, elettronica, solita filiera di piccole e medie aziende che accompagna una nave rompighiaccio che un'azienda di questo genere si trova ad essere. Ecco, quindi vediamo, è stata una riunione di Giacomo, credo, positiva, c'è la volontà di fare questa, ovviamente nel rispetto delle regole, di tutte le regole, da quelle ambientali, ma come commentavo con l'assessore, ho imparato qualche cosa negli ultimi mesi che non ci avevo mai pensato, che stranamente, non stranamente, almeno le acciaierie, il fatto ambientale, grazie alla famosa taxa sul CO2, che era prima di questo caos di 100 euro, adesso non se ne parla più perché tutte le centrali funzionano a carbone di nuovo, ma se ne riparlerà finita l'emergenza, con una tassa di 100 che poi era destinata a salire 150, il costo di produrre acciaio come cemento, come carta, sarà fatto da CAPEX, investimento, OPEX, costo di produzione, e si aggiunge il CO2 tax. Quindi essere verdi sarà un'esigenza economica, non solo dire sì lo faccio così emetto perché le persone di buon senso lo fanno. Si è obbligati a farlo, si vuole rimanere in piedi, se si vuole essere competitivi. Questa è una bella cosa. Ecco, lei ha detto che se gli ucraini non saranno più disponibili, lei comunque avrebbe già in mente qualcun altro per poter realizzare questo investimento. Sì. Tra l'altro un impianto che il gruppo Danieli impiegherebbe 3 anni per realizzare. Sì, no? Sì. Il gruppo Danieli come fornitore.
Sì, ho detto che per noi è importante fare l'impianto, che il cliente lo faccia a Ravenna o lo faccia a Piombino o a Trieste, sotto un punto di vista nostro è uguale. È ovvio che come residenti qui in Friuli, e il cliente l'ha capito, ma gliel'abbiamo anche detto, ok, saremmo più favorevoli a avere l'insediamento qui in Friuli, che come sottolineavo avrebbe un impatto sul PIL regionale dell'8% e su quello friulano del 16, 17, 18, perché siamo al 46 del 18%, che non è cosa da poco, con i tempucci un po' difficili che ci aspettano nei prossimi 3-4 anni, dove l'economia sarà raffreddata per evitare la pestilenza della inflazione, l'economia sarà raffreddata, no? È come quando a casa ci si trova sbaggettati, ci si raffredda e si tagliuzza un po' di spesa a destra e a sinistra per poter riprendere poi normalmente, così la grande economia. Ecco, la Regione ha dato la disponibilità praticamente a effettuare dragaggi, a sistemare l'area, a fare tutto quello che è necessario purché ci sia questo nuovo insediamento. Esatto, sì. Beh, la Regione, devo dire, sempre, e sottolineo, nel rispetto delle regole, giustamente, è proattiva perché ha sposato il semplice ragionamento, ma che non sempre viene fatto da chi ha le responsabilità, che senza PIL non si incassa, se non si incassa non si mantiene il sistema sociale a un certo livello. È banale dirlo, ma questa banalità molte volte viene disattesa e si parla così a fantasia, perché spesso prendere delle posizioni a supporto di un PIL prodotto secondo le regole non è popular, il popular non è voto e quindi di conseguenza sono prese altre decisioni. E questo molte volte crea dei danni a medio-lungo molto ben superiori di quelli che la gente, che noi percepiamo nell'immediato. Nell'immediato sentiamo quello che ci piace sentire, è finita lì. Dopo fa 3 anni o fa 4 anni cominceremo a piangere per varie ragioni. Insomma. Ingegnere, a sensazione sua. Sensazione, sì, a sensazione sua. Questo impianto è questione di feeling. Si farà, secondo lei, si comincerà comincerete a fare i lavori quando, secondo lei? Visto i presupposti, tastando il terreno. Faccio anch'io l'amministratore delegante e siccome questa è responsabilità chiara delego al signor Di Giacomo. Sì. Beh, dipenderà sicuramente dalle prime verifiche e valutazioni ambientali che verranno fatte da parte della Regione, quindi caratterizzazione dei terreni, dragaggi, la possibilità di avere la banchina. Partiremo immediatamente a breve con le prime fasi di progettazione per seguire poi con studi di fattibilità nel momento in cui ci possano essere le condizioni per partire con il progetto. Credo ci serva almeno un anno per impostare propriamente con tutte le autorizzazioni necessarie il progetto. Se si è bravi, ma direi di sì, insomma. Sì, dovrebbe essere così, potrebbe essere così. Altrimenti L'investitore cambia direzione e va dove riesce a investire trovando le soluzioni migliori nei tempi necessari per fare un investimento di queste dimensioni. Bene, termina la prima parte di A voi la linea, adesso ci lasciamo per una breve pausa e poi torniamo qua. Ed eccoci con la seconda parte di A voi la linea, un palco largo 65 metri con una scenografia imponente che ha valorizzato la grande presenza scenica e le straordinarie doti da performance di Cesare Cremonini. Un successo la data zero ieri sera allo stadio Tegel di Lignano Sabbiadoro, che ha aperto dopo 2 anni i grandi eventi della stagione. Uno spettacolo che ha portato il pubblico dello stadio Tegel di Lignano Sabbiadoro in un'esperienza coinvolgente attraverso la presenza a centropalco di un grande gate, un portale di 22 metri di altezza che ha trasportato lo spettatore in un'altra dimensione attraverso immagini tridimensionali, elementi scenici ed effetti laser e pirotecnici. La data zero di Cesare Cremonini ha aperto ufficialmente la stagione dei grandi eventi. Un ritorno un po' alla vita dopo 2 anni
di lockdown, finalmente il primo grande evento in Friuli Venezia Giulia. Siamo particolarmente orgogliosi di essere tornati a Lignano, che è la città da dove tutto è incominciato, e quindi insomma una certa emozione dopo 2 anni ricominciare da qua. Insomma, Cesare Cremonini, data zero, Lignano Sabbiadoro. Però è il primo, quest'anno data zero, poi Lignano, ma anche altre piazze si animeranno con altri concerti. Quali? Ma finalmente dopo tutto questo stop ci sarà un'estate molto molto ricca di eventi, perché la prossima settimana ci sarà la data zero di Mengoni a Villa Manin, poi ritorneremo a Lignano con il concerto dei Maneskin, Giovanotti col Giova Beach, chiuderemo poi ancora a Villa Manin con Notre Dame de Paris e l'attesissimo concerto di Blanco, quindi un'estate molto molto impegnativa. Finalmente siamo contenti. Lignano è una delle località turistiche, anzi la località turistica maggiormente attrattiva della nostra regione. La stagione estiva abbiamo numeri impressionanti, ma devo dire che gli eventi che abbiamo deciso sono un nodo diffuso su tutta la regione, quindi ovviamente dalle grandi capitali del turismo come Lignano e Grado, ma pensiamo anche a tutto quello che avverrà nelle altre aree della regione, dal Pordenonese all'Arudinese, che avranno grandi eventi quest'estate, quindi abbiamo cercato di offrire il sistema regionale ai turisti che vogliono conoscere il Friuli Venezia Giulia. È anche un modo di promuovere la nostra regione grazie anche all'arrivo di questi big che poi magari fanno anche promozione del nostro territorio. Beh, non c'è dubbio, c'è tutta una promozione indiretta, sono persone molto seguite, sono artisti molto seguiti, e quindi la promozione che possono fare suonando e esibendosi in Friuli Venezia Giulia sicuramente è un motivo di maggiore conoscibilità e riconoscibilità del nostro territorio. Primo appuntamento ieri per la 24esima edizione degli incontri con l'autore e con il vino, promossi dall'Associazione Lignano nel terzo millennio, presieduta da Giorgio Ardito. Al Palapinetta, nel Parco del Mare, la presentazione di Lignano Ti racconto, l'antologia delle storie nate dallo stage di scrittura creativa in cui la città balneare è la protagonista. A seguire Marta Serafina ha presentato Vita da pesci. Parte la nuova rassegna degli incontri con l'autore e col vino, ormai più che ventennale, e abbiamo come sempre un programma credo di grandissimo livello, dove penso che tutti gli appassionati dei libri possano trovare qualche rispondenza, qualche tema o qualche parola che possa aiutarli ad approfondire l'estate, ad avere pensieri, a fare discussioni a tavola, insomma a creare quell'ambiente di rilassatezza e di cultura che di solito è tipico dell'estate. Partiamo questa sera con il libro Lignano Ti racconto, che ogni anno facciamo con racconti del nostro corso di scrittura creativa ambientati a Lignano, e con Marta Serafine che presenta Vita da pesci. Poi proseguiremo la prossima settimana con Gianni Pasin con Rotta su Venezia, poi avremo Gianmario Villalta, Parlare al buio di Sem Editore. Poi andremo con Paolo Crepet, Lezioni di sogni di Mondadori, Gianrico Carofiglio, un graditissimo ritorno con Rancore per Einaudi, Antonella Viola, che ci parlerà questa volta non del Covid, dei vaccini, di queste cose qua, ma del sesso e di come si può essere visto dal punto di vista evoluzionistico. Poi una grande scrittrice friulana, Ilaria Tuti, con il suo ultimo libro Come vento cucito alla terra, Tullia Voledo, Come navi nella notte. Avremo Ilaria Capua, che invece in questo caso ci parlerà appunto della pandemia, la pandemia vista da una stella, Tony Capozzo, grande giornalista inviato di guerra col suo libro Balcagna, Enrico Gagliano, La società segreta dei salvaparole, Chiara Mio, L'azienda sostenibile. Poi chiuderemo in bellezza, come si dice, con Federico Rampini, il libro dedicato all'America, tutto quello che non sapevamo e dovremmo sapere, e poi con Romano Prodi che ci parlerà dell'Europa, tanti momenti in cui riflettere e anche di leggerezza, se vogliamo. Sono le storie che raccontavo a mio figlio per aiutarlo nelle sue difficoltà relazionali con gli altri bambini, quindi mi sono inventata un mondo di pesci che rivivevano le stesse dinamiche relazionali, dando delle soluzioni guidate da un pesce palla che nel libro è il saggio, e ho visto che con lui funzionavano e
Quindi poi ho deciso di metterle per iscritto e da lì ho provato a inviare a una casa editrice e fortunatamente hanno deciso di pubblicarle. Questo è un libro pensato per i bambini, io lavoro con i bambini in un'associazione che si occupa di laboratori Montessori e di dinamiche familiari, quindi ho pensato ai bambini ma ho pensato anche ad aiutare i genitori nel momento in cui si trovano ad affrontare questi problemi, queste criticità che fanno sì che i bambini non vogliano più andare al centro estivo oppure che non riescono più a giocare con alcuni amici perché sentono presi in giro e quindi ci sono le varie dinamiche che si ritrovano nelle relazioni comuni, che poi sono anche le dinamiche che capitano anche tra adulti, quindi c'è la rabbia, c'è l'esclusione, c'è la critica, sono tutte cose, tutte dinamiche della comunicazione anche etica che ho studiato e quindi poi le ho trasportate e trasferite in questo mondo di pesci perché siano anche fruibili dai bambini. Molto bene, abbiamo finito. Io vi ringrazio come sempre per la vostra cortese e fedele attenzione. Si chiude qui la puntata odierna di A Voi la Linea. Alla prossima, arrivederci.